Martedì 9 gennaio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellune, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la politica di carattere regionale, questo è il titolo: dopo Zaia tocca a Fratelli d'Italia. Il coordinatore, in questo caso bellunese Luca De Carlo: abbiamo più voti della Lega, terzo mandato, il presidente ha cambiato idea. Politica in fermento, i nomi del momento per le candidature alle europee si incrociano con la sfida nel centrodestra sulle regionali. Matteo Salvini si chiama fuori, non sarò candidato alle europee, ma il segretario della Lega nonché ministro conta di inserire in lista nomi di peso, a cominciare da quello di Luca Zaia. Per un seggio UE sono in molti a sgomitare, ecco i nomi del momento. La contesa continentale si intreccia con la sfida tra i partiti del centrodestra veneto in vista del voto delle regionali del 2025. Il cadorino Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, così commenta: dopo Zaia tocca a noi indicare il candidato governatore. Il terzo mandato fu lo stesso Zaia a voler introdurre il limite. Commemorazione Saluti Romani, l'opposizione accusa Meloni sulla parata neofascista, altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Saluti Romani e cori scanditi, presente dopo la manifestazione di estrema destra di H. Larenzia a Roma con centinaia di braccia tese. L'opposizione va all'attacco, critica il silenzio di Meloni. Nelle cronache riferite in questo caso alla provincia di Belluno, Ponte nelle Alpi, baby gang con i bastoni, rissa serale alla stazione. Rissa tra due baby gang davanti alla stazione di Ponte nelle Alpi, spuntano mazze da baseball. L'approfondimento di Sosso a pagina 26. Feltre, ragazza muore a 17 anni, ci parlava con gli occhi. Beatrice Cassola ha avuto una crisi in casa, il ricordo delle insegnanti. L'approfondimento di Milano a pagina 24. Il caso dell'istituto di Mel, falso papà vuole prendere un bambino, allerta a scuola, il dirigente scolastico scrive alle famiglie: vigilanza alta in tutti i plessi. L'approfondimento di De Barba, pagina 25. E la foto di copertina ci porta a Milano, Cortina 2026, nel nostro caso ovviamente a Cortina. Simico detta i tempi, 11 mesi per il trampolino. Aggiornato il cronoprogramma, i lavori per la pista da bob light previsti già da febbraio. L'approfondimento di Dalmas a pagina 11. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il mondo scolastico: influenza, a casa uno studente su 10. Il rientro a scuola meno traumatico del previsto, 2-3 assenze per classe, segno che probabilmente il picco è stato superato. Un 2024 di cantieri, Cortina sicura, il bob è nostro, il sindaco Lorenzi disagi, ma così saremo al passo con i tempi. Questa è la dichiarazione del primo cittadino. L'approfondimento di Di Bona lo troveremo a pagina 2. Foto di copertina, Belluno capoluogo, la denuncia dei ciclisti dopo le vacanze di Natale. In centro è parcheggio selvaggio, uno dei luoghi su cui si è più concentrata la FIAB, l'associazione appunto dei ciclisti bellunesi, riguarda Piazza Duomo ed eccola rappresentata in questo scatto. Pieve di Cadore, ultimi medici MET si licenziano con il licenziamento volontario degli ultimi 2 medici di emergenza territoriale. Antonella Dell'Andrea e Giovanni Reina. Al suo M118 si chiude l'era del dottor Angelo Costola. Il commissario Giuseppe D'Albena ha più volte incontrato la dottoressa offrendo la massima apertura. Il direttore generale: si sta dando veramente tanto da fare per la sanità del Cadore, afferma la dottoressa, ma i tempi erano ormai stretti. L'azienda conferma che le dimissioni non comporteranno riduzioni ai servizi. Falso genitore va a prendere un bambino in classe, richiamo che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere. L'approfondimento in questo caso di Federica Fant lo troveremo a pagina 10. Comelico, Santo Stefano, scontro tra vice sindaca e polizia locale sul tema caldo delle multe in centro. Scambio di accuse tra i vertici dell'amministrazione comunale di Santo Stefano e la polizia locale. Oggetto del contendere le multe in centro, culminate in confronti verbali piuttosto accesi tra un vigile e la vice sindaca Elisa Bergagnin, che difende a spada tratta la sua
posizione. Lo scontro stava per finire davanti al prefetto. L'approfondimento di Toscani a pagina 11. E addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano a pagina 2 che ci porta a Cortina verso le Olimpiadi. Cortina è sicura, qui la pista da bob. Il comune pubblica l'elenco dei cantieri che saranno aperti nei prossimi 2 anni e ci sono anche i 2 lotti che restano per finire lo Sliding Center. Il sindaco Lorenzi: ci saranno disagi e i tempi sono stretti, ma poi offriremo più qualità a cittadini e turiste. Ed ecco le opere pubbliche in programma: ristrutturazione del trampolino, apertura del cantiere ottobre 2024, stima della fine settembre 2025, Cortina Olympic Stadium, apertura del cantiere maggio 2024, stima della conclusione novembre 2025, Cortina Sliding Center Lotto 2, la cosiddetta pista da bob, apertura del cantiere nel febbraio 2024, stima della chiusura novembre 2025, sistema integrato di mobilità intermodale, l'apertura è per il novembre 2024, la chiusura stimata dicembre 2025, Cortina Sliding Center Lotto 3, apertura cantiere ottobre 2024, stima della fine ottobre 2025 e ancora riqualificazione dell'ex panificio, l'apertura dei cantieri in agosto 2024, la chiusura nel novembre 2025, riqualificazione ex mercato, apertura nel luglio del 2024, chiusura dei cantieri nel novembre 2025, variante di Cortina Lotto 0, apertura dei cantieri aprile 2024, chiusura giugno 2025 e infine variante di Cortina Lotto 1, apertura del cantiere ottobre 2024, stima della conclusione dei cantieri nell'agosto del 2026. La Energym diventa centro di preparazione del CONI, altra notizia che riguarda Cortina d'Ampezzo. Il presidente Malagò aveva visitato la palestra in dicembre, nel 2019 il club aveva ricevuto la stella di bronzo. Staremo a vedere l'evolversi in particolar modo dei lavori dei cantieri messi in atto per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa invece è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 3. La salute, l'influenza allenta la morsa, assente solo uno studente su 10. Il ritorno a scuola sembra dimostrare che il picco ormai sarebbe stato superato, intanto ai licei Ranieri in funzione i nuovi container sostitutivi delle aule. E a proposito di salute, impennata a metà dicembre sono stati tanti i bambini colpiti già nell'età prescolare. Dalle farmacie della provincia la conferma di un anno eccezionale per questo genere di malesseri e infezioni. La notizia che ha aperto come foto di copertina, siamo nel capoluogo, in centro è parcheggio selvaggio, la denuncia della FIAB dopo la pausa natalizia, in Piazza Duomo e in altre zone è tornata la situazione precedente. L'associazione Non Risparmia, maggioranza e minoranza erano stati tutti d'accordo ma nessuno ha fatto nulla. E sempre da Belluno, Parco Urbano Lambioi, si parte 3,5 milioni per realizzarlo. Siamo a pagina 7, Bella Napoli, domani i primi 50 anni. La pizzeria è diventata un punto di riferimento in città, ma gli inizi sono stati difficili, c'era un po' di diffidenza. Il segreto di Giuseppe Villani: mi ispiro a mio nonno e uso prodotti a filiera corta, il figlio è già pronto a entrare. La testimonianza e la storia di questa pizzeria storica della provincia di Belluno a conduzione familiare vi aspetta con un articolo a firma di Andrea Ciprian. La svolta a distanze, cambia il regolamento edilizio, accolta la proposta di Rasera Berna, sarà utilizzato il sistema lineare e non più quello radiale. E ancora il riconoscimento espresso, moca e capsule, 3 premi alla bellunese Pro Caffè Bristot. Spostiamoci a Feltre, evacuati dagli incendi, alloggi trovati, sono state sistemate le 18 persone che sabato hanno dovuto abbandonare il Carenzoni e le 4 di venerdì in via Cugliada. Oltre all'amministrazione comunale cittadina si sono subito impegnate anche quelle di Serendel Grappa e di Pedavena. Oltre al seminario vescovile sono state scelte strutture dell'azienda sociale e della Caritas appunto per accogliere queste persone che hanno perso la propria abitazione come conseguenza dell'incendio scoppiato la scorsa settimana alla storica sede del Carenzoni. Smatellada, partite di calcio all'insegna della solidarietà, notizia che riguarda sempre Feltre. Rimaniamo ancora a Feltre, illuminazione pubblica rinnovata, si cambiano le vecchie lampade con quelle a LED, tutta la rete urbana fra qualche mese potrà essere riattivata. L'assessore Andrea Bona: il sistema che abbiamo deciso di adottare ci permetterà di risparmiare il 60% di energia. Cesio Maggiore, centro prodotti agricoli, una materia in arrivo. Sovramonte, impianti a San Giorgio, il comune sistema al bar. San Gregorio nelle Alpi, comunità energetica Monte Pizzocco, serata informativa organizza il comune.
Passiamo a Borgo Valbelluna con pagina 10, falso genitore va a prendere un bimbo, momenti di tensione ieri mattina all'istituto comprensivo dove uno sconosciuto ha chiesto di portare a casa un alunno, docenti e collaboratori lo hanno respinto, a malpreside ha scritto ai genitori: ho chiesto di porre molta attenzione. Si è detto genitore per prendere un bambino da scuola, ma docenti e collaboratori scolastici non lo hanno permesso, non avendo esibito la delega e non conoscendolo. Il problema è ristretto ad un caso specifico, c'è qualche persona con disagi che gira attorno alle scuole? Sono le domande che si stanno facendo le famiglie, mentre la comunicazione dell'Istituto Comprensivo Statale di Mele ha infatti gettato nello sconforto decine di famiglie. Erano davvero in tanti ieri a domandarsi cosa fosse accaduto a Mel e se c'era da preoccuparsi ulteriormente. La nota dell'Istituto Scolastico, che raggruppa la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria di primo grado, volutamente vaga si suppone, testimoniava un fatto grave avvenuto ieri mattina quando una persona si è presentata dicendo di essere il genitore di un alunno per poterlo far uscire anticipatamente. Grazie all'attenzione dei docenti e dei collaboratori scolastici è stato verificato che non si trattava di un genitore. La persona durante l'attesa è andata via e il fatto grave, scrive il dirigente scolastico Umberto De Col, non ha avuto conseguenze. Naturalmente la scuola sta facendo tutti i passaggi istituzionali necessari per segnalare l'accaduto. Si presume dunque che la vicenda sia finita sulle scrivanie del dirigente provinciale, delle forze dell'ordine e del sindaco. Sedico servizi bocciata, la municipalizzata ha un bilancio pesante, il capogruppo Alessandro Buzzati: se Luxottica non pagasse i pasti andrebbe sotto. A Gordino, carnevali storici a Gordini, il via con la festa in Teselva. Il primo appuntamento è in programma il 28 gennaio, in tutto saranno ben 5 le uscite nei paesi. Siamo a Pieve di Cadore, ci licenziamo, finisce la Racostola, sanità bellunese in alta quota. Antonella Dell'Andrea e Giovanni Reina erano gli ultimi 2 medici di emergenza territoriale al pronto soccorso, solo Dalbena ha provato a trattenerci, intanto l'USL Dolomiti ha già proceduto ad assegnare incarichi garantendo il servizio. Lasciamo per dignità professionale dopo che hanno fatto tanto per metterci all'angolo, qui a Pieve ormai c'è il fuggi. Notizia a firma di Yvonne Toscani. Santo Stefano, multe in centro, vice sindaca e polizia locale ai ferri corti. Elisa Bergagnini spiega i solleciti al vigile che evoca ordini illegittimi e interruzione di pubblico servizio. L'approfondimento è sempre a firma di Yvonne Toscani. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 16, sicurezza in montagna, fuori pista la neve è instabile, rischio valanghe. Alex Barattine, direttore del soccorso alpino, chiede pazienza agli sci alpinisti, serviranno 2 giorni perché i versanti si consolidino. Cambia il vertice riconferme, la nuova squadra dei soccorsi, notizia che interessa sempre il soccorso alpino, scelti i referenti a capo delle stazioni dell'esercito dei 450 tecnici e volontari bellunesi, a loro il buon lavoro del governatore Luca Zaia e il grazie dei vertici provinciali e regionali. Pagina 17, stop al supporto per bimbi fragili allo sperti, servizi tagliati, Kairos al contrattacco, i contributi promessi non sono arrivati, il consorzio BIM ha stanziato a luglio 60.000 euro, fondi per il convitto, ma aspettiamo il via della provincia. La cooperativa spiega le sue ragioni, costi insostenibili, non c'erano alternative, ci spiace averlo detto così tardi ai genitori. E sempre dal capoluogo, Lollino Confindustria rilancia percorso STEAM, unica soluzione, ciclo di 4 anni, lezioni in inglese e competenze digitali, la proposta sul tavolo del vescovo. Continuiamo con pagina 19, trasporto, rientro in classe con tagli ai bus, saltate 30 corse, studenti a piedi, il servizio pubblico non ha pace, l'influenza aggrava la carenza di autisti, nuovo intervento sugli orari, Dolomiti Bus ritocca le linee 25 e 30. Altre 2 notizie brevi sempre dal capoluogo, assenze tra i prof e subito corsa alle supplenze interne, Miere 200 liceali del Renier nei prefabbricati. I conti di casa, IVA al 22% per elettricità e gas, in montagna sarà un salasso. L'allarme di Bertine, referente regionale degli amministratori condominiali, stimiamo un aumento medio per le famiglie tra le 200 e le 250 euro. I condomini valutano di rivedere a rialzo le quote per i servizi centralizzati. La denuncia dello SPI-CGIL, gli aumenti delle pensioni non coprono il carovita, buste paga, la manovra sull'IRPEF bocciata dai sindacati.
E continuiamo con pagina 22, Feltre, Istituto Colotti, una caldaia unica per scuola e palestra, domani riprende l'educazione fisica, l'impianto era andato in tilt a metà novembre, la provincia stanzia $500,000 per la struttura attigua. L'emergenza, sistemati gli sfollati dei 2 incendi, il centro diurno trasloca al Boscarizzo, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Un fatto di cronaca giudiziaria, vendeva marchi falsi, ambulante stangato anche in Cassazione. E una notizia in questo caso fortunata, Lotteria Italia, la fortuna bussa al buffet. La fortuna ha nuovamente bussato al buffet alla stazione di Feltre, non sono i 5 milioni di euro vinti il 13 luglio di 2 anni fa, ma comunque il biglietto fortunato, che ha vinto 20.000 euro, è stato venduto nel locale della famiglia Favero. E purtroppo è una notizia che porta in lutto la comunità di Feltre. Addio Beatrice, aveva appena compiuto 17 anni, fatale una crisi epilettica ieri mattina in casa Mugnai. Le insegnanti, parlava con gli occhi, con quelli ci diceva tutto. È morta davanti agli occhi dei genitori impotenti. Beatrice Cassoldi, soli 17 anni, compiuti qualche giorno fa, il 26 dicembre. La tragedia si è consumata ieri mattina nella casa di via Brigata Bologna a Mugnai, all'ora in cui gli studenti si svegliano e si preparano per andare a scuola. I genitori di Beatrice lo stavano per fare con lei, che era affetta da problemi motori gravi, andava aiutata in tutto quando la ragazzina ha avuto una crisi epilettica che questa volta si è rivelata fatale. Il papà Nicola, conosciuto e apprezzato istruttore di spinning in palestra, e la mamma Barbara Zatta sono stati confortati fra le tante dalla visita del parroco Don Mirko. Sono stato chiamato da un parente della coppia e mi sono intrattenuto con i genitori, composti nella loro disperazione per la perdita dell'unica figlia. Non è ancora decisa la data della funzione che dovrebbe essere celebrata in Duomo. San Gregorio nelle Alpi, serata informativa per la comunità energetica Pizzocco. Feltre, inciampa sul porfido, donna risarcita per gli occhiali rotti. Siamo a pagina 25, si spaccia per papà per prendere uno scolaro, l'uomo smascherato da docenti e bidelli riesce ad allontanarsi, il preside scrive a tutte le famiglie per metterle in allerta, notizia di cui abbiamo dato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Quasi mezzo secolo di vertenza, ma l'abuso edilizio resta in piedi. L'allora comune di Trichiano ordinò la demolizione per la prima volta nell'autunno del 77. L'ultimo pronunciamento del TAR di Venezia, l'ente locale può procedere con la confisca. Sospirolo, il volontariato piange Rosanna Piccolotto. Rosanna Piccolotto, 84 anni, tra i soci fondatori della Proloco Monti del Sole, ma conosciutissima anche per aver gestito il bar Piccolotto a fianco del municipio. E adesso spostiamoci a Ponte nelle Alpi, 2 baby gang si picchiano in stazione, dagli zaini spuntano mazze da baseball, un viaggiatore ha dato l'allarme, sul posto sono arrivate 2 volanti della polizia e i carabinieri, fuggi e inseguimento. 2 baby gang se la danno alla stazione di Polpet, sarebbe stato un viaggiatore in attesa di un treno regionale al proprio binario a interrompere la rissa con una telefonata allarmata al 113. Quando hanno sentito le sirene dei 2 volanti in arrivo dalla questura di Belluno, questi ragazzini con una irrefrenabile prurito alle mani si sarebbero dileguati in ogni direzione e le ricerche sono ancora in corso sulla base delle poche testimonianze disponibili al momento. Non c'era tanta gente comune verso le 19 di ieri nello spazio tra il ristorante e la pasticceria, ma si sono vissuti momenti di grande paura e preoccupazione perché nella penombra sarebbero spuntate mazze da baseball, bastoni e catene da ninja. Nessuno andrà al pronto soccorso del San Martino a farsi medicare, poco ma sicuro. In un secondo momento è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri che ha intensificato i passaggi nell'area e nelle zone più o meno vicine al teatro dello scontro. La rissa è avvenuta verso le 19 di ieri e nessuno si è rivolto, lo avete sentito, al pronto soccorso. Ponte nelle Alpi è il comprensivo, i docenti vanno a scuola di lingua dei segni e ancora da Ponte nel cuore dell'Europa con il circolo Astra. Siamo a pagina 27, nel sottotetto del Museo del Papa, il tesoro librario dell'Agordino. La fondazione è decisa a completare entro l'anno la biblioteca con centinaia di volumi di pregio. Impegno sociale in Agordino, fondi dal presidio di Libera per l'attività di Belluno Donna, alleghe sassate sulla macchina di un carabiniere, Agordino condannato. E ancora da alleghe, contesta l'etilometro e paga altri 3.000 euro. Siamo a Cortina, evitate di svendere la proprietà di tutti, lettera del Comitato Civico Cortina ai consiglieri alla vigilia del voto sulla variante urbanistica per il recupero dell'ex stazione. E ancora da Cortina, un cane tra gli ambassador di Milano Cortina 2026, strategia spinta sui social. Chiara, le feste a Pieve, 3 ricordi di famiglia per ricaricare le batterie e lanciare l'ultimo singolo. Il papà, imprenditore, costruì in paese e i suoi hanno ancora casa lassù. L'artista padovana, lanciata da X Factor, sarà di nuovo in tour da giugno.
Pieve di Cadore, autosoccorso in valanga, un corso teorico pratico e ancora la rissa di Auronzo, diamocela nei boschi, proposero gli Spallini, i laziali vollero la strada. Ed è scomparso a 89 anni l'ingegner Giovanni Susine, grande esperto del lago, notizia che ci fa rimanere a Pieve di Cadore. Lavorò sui primi progetti per la laminazione e fu abile a spiegare con le parole semplici concetti complessi, al suo attivo anche diverse pubblicazioni. Dalla rubrica Cultura e Società, l'energia di Eleonora, così presente e radiosa da attraversare le generazioni fino a noi. Sabato ad Asolo, Sonia Bergamasco inaugura con il suo spettacolo Un corpo per tutti la stagione dedicata alla DUS nel centenario della morte. Dalla rubrica Giorno e Notte, letteraria, una montagna di libri festeggia e rilancia, si riprende il 20 con Berti. Gli appuntamenti delle feste hanno fatto segnare il sold out. Il 16 febbraio l'attesissimo Marco Paolini avanti sino a primavera. Commedia, cabaret, musica, Rasai torna al teatro, si inizia con Casa Lasagna. Santa Giustina, poesie di San Valentino, il Circolo Elisa rilancia il suo storico concorso. Dallo sport bellunese, sci alpinismo, 2 bronzi bellunesi agli europei in Francia, festa nell'individuale per Score De Silvestro. Inizia molto bene la rassegna continentale a Flaine, domani la sprint, giovedì la vertical e venerdì le staffette. Sport invernali, in Corea del Sud dal 19 gennaio al 1 febbraio le Olimpiadi giovanili per 14 bellunesi. Nei convocati ufficializzati ieri per la rassegna Gangwon 2024 ci sono 10 atleti e 4 tecnici della nostra provincia. Pallavolo Serie 3, Belluno Riecco, Reyes, siamo fortissimi, adesso dimostriamolo già contro il Mirandola. Basket giovanile, 2 successi e una sconfitta nelle prime sfide dell'anno. Calcio di Serie D, la Dolomiti frenata dal campo, Fanta corretto giocare a Belluno. E il calcio è in lutto, addio Kaiser Franz, morto a 78 anni, il grande Beckenbauer, simbolo della Germania, prototipo dell'eleganza, vinse il mondiale anche da allenatore. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso fino al mattino e poco parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellune. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.